Giorno 44. E il nostro cammino di Santiago prosegue. Stanotte ho dormito veramente bene, non c'erano luci né suoni. E quando riparto mi sento bello riposato. Saluto Paolo che mi ha ospitato a Cantalupa e inizio a percorrere un sentiero in mezzo al bosco. Sentiero che mi permette di scavallare il monte e di arrivare in Val Chisone e di raggiungere Villar Perosa, dove incontro Alex, che è venuto dalla Liguria per fare un pezzo di strada insieme a me, e Alexandro, il ragazzo che ha smosso tutti i suoi contatti per trovarmi dell'ospitalità in questi giorni. Con Alex raggiungo Perosa Argentina, dove mi fermerò questa notte, e passo 20 minuti seduto al sole insieme a lui per fare un timelapse sulla panchina gigante. Infine incontro Cristiano e Emanuela, che mi vogliono ospitare in una delle loro bellissime stanze. Poi ceniamo assieme e saluto il grandissimo Alex.